Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, con veloce Copenhagen SM che scavalca Cobra, mentre c'è stata la rottura di Clelia dei Daltri. In terza posizione Chimera Gall a precedere Campione Ral, quindi Capitano P avanti a Cosmo Trio e Corleone Fi. Sbaglia Copenhagen SM, che 5, conferma l'ultima falsa partenza non precisa. E allora Cobra rimane all'avanguardia, 16,2 per la prima curva, con Cobra che guida nei confronti di Chimera Gall, Campione Ral, poi Capitano P, Cosmo Trio e quindi l'otto di Corleone Fi. 31 per i primi 400 metri di corsa del battistrada, che affronta la curva di destra da leader. Ha tolto il mezzo bastone di dentro Alessandro Gocciadoro dopo l'ultima falsa partenza. Il cavallo però si piega parecchio con il collo nelle curve, 46,8 per i primi 600 metri di corsa. Cobra che guida, Chimera Gall che lo segue, poi Campione Ral, Capitano P, Cosmo Trio, Corleone Fi. Si completa il primo mezzo miglio con il leader che lo passa in 1,1,9. Cobra sempre a gestire i parziali a proprio piacimento, muove all'esterno ora Capitano P che si trascina Corleone Fi, mentre sembra voler anticipare dalla seconda posizione alla corda Chimera Gall, che cerca di andare al largo del battistrada, che ha fatto il primo chilometro in 1,17,7. Cobra in vantaggio, Chimera Gall che è indecisa sul da farsi, cerca di bucarla di dentro Paolo Scammardella con Campione Ral e ci riesce. Allora Cobra davanti e Chimera Gall di fuori, Capitano P che ora ha una schiena e sbaglia. Poi Campione Ral, Cosmo Trio e Corleone Fi, torna alla corda Chimera Gall per un attimo, poi torna di fuori, la curva intanto passata ancora in 15, con Cobra davanti e Chimera Gall in scia, poi Campione Ral, quindi Corleone Fi e Cosmo Trio. A 450 metri dalla conclusione, Cobra che continua a guidare, una frazione in 14,4 a metà dell'ultima curva. Cobra sempre una e mezza da gestire, più che altro la curva da finire nei confronti di Chimera Gall, Campione Ral, Corleone Fi e Cosmo Trio. La piegata passata dal battistrada in 14,7 entra in retta d'arrivo in chiara evidenza Cobra, che sta staccando nei confronti di Campione Ral, che viene a fare l'arrivo molto bene per il secondo posto. Al terzo Chimera Gall, cost to cost facile di Cobra sulla rottura di Copenhagen, 1,15,7 2000 metri. 29 la chiusa dopo un 29,3. Il percorso dell'allievo di Alessandro Gocciadoro all'avanguardia è preciso, con il numero 4 che vince il secondo posto per il 6 di Campione Ral, al terzo il 3 di Chimera Gall. Questo è l'ordine d'arrivo probabile ed ufficioso della terza corsa dall'Arcoveggio.